Ho sentito la dinamica, l'incidente ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Amico e vicino di casa, Denis Davanzo, carrozziere a Saletto, non riesce a trattenere le lacrime. Vasile Iosif in paese si era fatto ben volere da tutti, prima di trovare la morte sulla 27, gettando nella disperazione la moglie Laura e i 2 figli minori. Al cancello della villetta, dove viveva da qualche anno e che stava ristrutturando con le sue mani, c'è un fiocco nero. Laura è all'interno, ma sotto shock. A portare conforto l'amico di una vita, Vajorel, padrino del figlio minore, arrivato dalla Romania dopo la tragica notizia. Non ha detto molto, semplicemente ci siamo stretti e abbiamo pianto. Queste sensazioni non le puoi esprimere in un altro modo. È dura perdere qualcuno in questo modo, così rapidamente. Un modo tragico sul quale la Procura di Treviso vuole fare chiarezza. Vasile, 41 anni, stava raggiungendo il luogo di lavoro, un cantiere autostradale, quando, vedendo un'auto in panne e una famiglia in difficoltà, si è fermato per portare aiuto. Una volta sceso dal mezzo ha iniziato a sbandierare per indicare la presenza del veicolo. È qui, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto in direzione Belluno, che un tir lo investe e lo trascina per decine di metri. L'autista alla guida, un 55enne straniero ma residente nelle Marche, è ora indagato per omicidio stradale. Sotto sequestro sono finiti sia il mezzo pesante che il telefonino, perché non si esclude una distrazione. In corso tutti gli esami tossicologici, negativo l'alcol test. Vasile dal canto suo si sarebbe mosso per generosità, certo, ma anche forte della sua lunga esperienza proprio nella cantieristica su strada. Da quanto ne so era equipaggiato di tutto punto. Aveva anche l'emmetto, l'hanno trovato poco distante. Poco distante dalla casa di Vasile c'è la ditta dove lavorava, la De Zottis SPA. Siamo nel dolore, dicono i proprietari, ma quella di Saletto è una comunità attonita che parla di un atto di eroismo a partire dal sindaco. Ha scelto di fermarsi e di mettersi a disposizione, quindi per me ha compiuto un gesto eroico. Purtroppo non gli è stato riconosciuto. Era una persona molto calma, tranquilla, pacata, era molto amorevole nei confronti del figlio, della famiglia, ci ha veramente scosso. La cosa che più fa male perché tentando salvarsi una vita e alla fine ha perso la sua. Un eroe. Che Dio la possa rendere più felice in quello mondo di là, credo. Un eroe. Per me è un eroe.